Indagini sulla 72enne uccisa in casa. Il procuratore di Treviso lancia un appello ai residenti della zona di Conegliano. Chi ha visto movimenti sospetti o subito furti si faccia avanti e denunci, può essere utile per identificare i responsabili. Autonomia alle dimissioni di 4 componenti della commissione per individuare i LEP e la reazione del ministro Calderoli. Sono stupito e rammaricato, ma andiamo avanti. Zaia, una presa di posizione politica del centrosinistra. Pullman turistico tampona un mezzo pesante nel tratto maledetto della A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza. Paura e traffico in tilt. Un controsoffitto è crollato la scorsa notte in una residenza universitaria a Padova. Fortunatamente nessun ferito. La denuncia dell'associazione studenti, causa probabile le infiltrazioni della pioggia. Si è tenuto il peggio questa mattina a Mussolente, dove un fulmine si è abbattuto su un caseggiato rurale. Dentro c'erano bombole del gas e taniche di benzina. Provvidenziale l'intervento del proprietario. Ha visto il suo padrone prepararsi per buttarsi in acqua e salvare una donna che stava annegando in un laghetto, e non ha esitato a farlo lui. La storia di Dylan, cane eroe di Rubano. Eccezionale maratona di trapianti, quella che ha coinvolto l'azienda ospedaliera di Padova. Le donazioni e gli impianti si sono incrociati tra la città del Santo e gli ospedali spagnoli di Bilbao e Barcellona, il tutto in 18 ore. Edizione regionale, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo subito al delitto di Margherita Ceschina a Conegliano, perché le telecamere da sole non bastano a fare chiarezza. Il capo della procura di Treviso si rivolge ai residenti, soprattutto a chi ha subito furti o tentati furti ma non ha denunciato. Fatevi avanti, dice, potrebbe essere importante. Chi non avesse denunciato di furti, anche solo tentati, perché magari questi non gli hanno creato danno, si facesse avanti dalle forze dell'ordine, perché potrebbe dare delle indicazioni che potrebbero essere importanti per collegare questi episodi con quello molto più grave accaduto ai danni della signora Ceschina. L'appello ai residenti di Conegliano è diretto e arriva dalla Procura della Repubblica di Treviso, impegnata nel ricostruire gli ultimi istanti di vita di Margherita Ceschina, la 72enne uccisa nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno all'interno della sua abitazione di via 28 aprile. Ogni indicazione può essere utile, soprattutto se ad agire, ed è una delle ipotesi, sono stati dei topi d'appartamento. Sicuramente tra i filoni di indagine c'è la verifica di furti commessi nella zona, non necessariamente nel quartiere, ma più in generale nella zona di Conegliano, in abitazioni con modalità analoghe, cioè introduzione nell'abitazione, magari attraverso finestre, questo insomma. Una cosa è certa, e il capo procuratore di Treviso lo fa intendere chiaramente: da sole le telecamere non bastano. C'è un lavoro continuo che è iniziato praticamente nei giorni successivi alla scoperta dell'omicidio, sulle telecamere di sorveglianza della zona di Conegliano, ma certo che la qualità delle immagini non è sempre il massimo, ecco. E se ci fossero delle persone che hanno visto movimenti sospetti che non sono state ancora individuate e sentite dai carabinieri, sarebbe una cosa molto utile, di grande senso civico, se si facessero avanti. In questa fase non si lascia nulla al caso, anche per questo approfondite analisi saranno effettuate sul telefonino della 72enne, che seppure rotto è stato ritrovato in casa. Verrà sicuramente esaminata la memoria del cellulare per ricostruire con la messaggistica un po' la rete di relazioni sociali della signora, ma dubitiamo che sia da lì che si possa ricavare il nome di chi l'ha uccisa. Su quel telefonino potrebbe essere stato digitato il numero dei soccorsi, una telefonata mai partita. Non ha fatto in tempo a chiamarli, sarebbe il risultato dei tabulati. Non ha fatto in tempo a chiamare nessuno. Probabilmente aveva intenzione di farlo, ma non ha fatto in tempo a farlo. Questo significa che forse è stata colpita alle spalle? È possibile. Ci sono vari tipi di dinamica compatibili con i dati oggettivi delle lesioni alla signora, le condizioni dell'appartamento, eccetera, che non si possono in questo momento ricostruire i dettagli precisi dell'aggressione e dell'omicidio. Ora parliamo di autonomia, invece si va avanti malgrado le dimissioni di 4 membri del Comitato per l'individuazione dei LEP, lo ha detto il ministro Calderoli, scelta politica quella dei dimissionari, secondo il presidente del Veneto Zaia. L'iter dell'autonomia differenziata proseguirà. Le dimissioni di 4 dei componenti del Comitato per l'individuazione dei LEP, i livelli essenziali di prestazione, non inficerà un percorso ormai avviato. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, si dice stupito, sorpreso e rammaricato per la decisione di Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Paino, ma fa notare come di membri del Comitato ne rimangano comunque 58, ancor più motivati, dice, nel raggiungimento dell'obiettivo, e rincara: il governo va avanti, ce ne faremo
daremo una ragione delle loro dimissioni e porteremo a casa questo risultato di civiltà. Intervenuto in diretta a Focus, il presidente del Veneto Luca Zaia ha dato una connotazione politica alla scelta dei dimissionari. Penso che chi si è dimesso comunque fa parte di una parte politica che non condivide l'autonomia, perché questo ormai è chiaro, no? La sinistra non la condivide. Io sinceramente non faccio tante tragedie, ognuno è libero di fare quello che vuole. Se questi esponenti hanno deciso di dimettersi, ne prendo atto. Perché sono così terrorizzati dall'autonomia? Probabilmente perché temono che attraverso i LEP si scoprano degli altarini e degli scheletri negli armadi, è così? Ha assolutamente ragione, guardi, e le rispondo con le parole di un uomo di sinistra, un grande uomo di sinistra, Giorgio Napolitano. Quando gli chiesero che cos'è l'autonomia, lui disse una vera assunzione di responsabilità. Allora, se tu spendi e spandi, a un certo punto arriva qualcuno che ti dice guarda adesso iniziamo a fare i conti, cioè tu ti chiudi in casa, lo chiudi fuori casa. Ecco, questi in generale che sono contro l'autonomia non vogliono aprire la porta. Il che non vuol dire che bisogna spaccare il paese, che bisogna mettere a pane d'acqua qualcuno, ma bisogna guardare i conti. Opposta la prospettiva del senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, secondo cui dopo le dimissioni dei 4 autorevoli componenti del comitato il buonsenso imporrebbe a governo e maggioranza di fermarsi a approfondire. Per Martella il vero nodo è l'assoluta indeterminatezza delle risorse finanziarie che dovrebbero definire quali livelli essenziali effettivamente sono assicurabili a tutti senza discriminare nessuno o creare oneri non sostenibili per la finanza pubblica, e conclude: continuare ad accanirsi su un disegno di legge che così appare senza prospettive non è dignitoso per il governo. La cronaca: schianto nel pomeriggio nel tratto maledetto della A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza per cause da accertare. Poco dopo le 16 un pullman turistico ha tamponato un mezzo pesante. Fortunatamente si registrano solo feriti lievi tra le persone a bordo del bus, mentre il traffico ha subito dei pesanti rallentamenti, ma l'intervento delle forze dell'ordine del SUEM non ha costretto a chiudere il tratto di autostrada. Torniamo sulla vicenda del vagone del trenino della Pineta di Eraclea ribaltato. Verrà sospeso questo servizio per tutta l'estate, così il sindaco Nadia Zanchin con ATVO dopo l'incidente con 14 feriti. Il trenino della Pineta di Eraclea Mare è sospeso per tutta l'estate corrente. Più che una scelta, una decisione forzata dal fatto che dall'incidente con i 14 feriti, tra cui 2 bambini di 1 e 9 anni, accaduto verso le 21:30 del lunedì scorso 3 luglio, il mezzo si trova ancora sotto sequestro e chissà per quanto tempo ancora lo sarà con il perdurare delle indagini, finite le quali dovrà inoltre essere riparato perché non ci sono altri trenini al momento disponibili. Così ATVO, cui fa capo la FAP, la ditta di autotrasporti che da 12 anni gestisce il trenino turistico, al sindaco di Eraclea Nadia Zanchin, davvero amareggiata da questa notizia. Sicuramente è un'attrazione che su Eraclea Mare era tanto sentita e tanto voluta. Nel frattempo i carabinieri stanno analizzando e passando al setaccio tutte le immagini del posto, viste le tante telecamere presenti lungo l'autostazione. La verità in merito all'errore umano ammesso da FAP sta tutta nei frame nelle mani dei carabinieri di San Donà di Piave ed Eraclea, incaricati delle indagini, mentre sui social i commenti sull'accaduto sono più che unanimi. Era un modus operandi degli autisti guidare il trenino della Pineta in quel modo, dicono ancora sotto shock, puntando il dito contro l'autista. Da parte sua il 61enne di Spresiano è stato il primo a scendere e prestare i soccorsi, senza perdere tempo e cercando di non farsi cogliere dal panico. Mi dispiace per l'accaduto, ha detto dopo l'incidente. Doveva essere un momento di gioia e spensieratezza per i turisti che si stavano godendo quella che è comunque un'emozione, parte della loro vacanza. Così scusandosi, mentre il sindaco rassicura il trenino tornerà il prossimo anno. Ora a Padova invece un controsoffitto è crollato la scorsa notte in una residenza dell'ESU. Ad accorgersi del controsoffitto crollato a terra sono stati per primi gli universitari residenti che uscivano per andare in aula studio in mattinata. È dovuto alla pioggia caduta a Padova nelle scorse ore. Il distacco è avvenuto nella residenza ESU Copernico di via San Massimo, una residenza dove gli studenti hanno più volte segnalato le continue infiltrazioni d'acqua che li hanno costretti anche la scorsa notte a intervenire perché le loro stanze non fossero allagate. Nessuno è rimasto coinvolto per fortuna.
la zona è stata delimitata. Pochi posti disponibili e scarsa manutenzione, puntualizzano gli studenti di Udo, con il coordinatore Domenico Amico che ribadisce la continua emergenza abitativa in cui vivono gli universitari a Padova. Nel frattempo, proprio in queste ore, l'ESO ha diffuso i dati relativi all'assestamento al bilancio 2023, diventato efficace dopo il controllo della Regione. A disposizione dell'ente altri 3.200.000 euro di avanzo della gestione 2022 che saranno destinati a sostenere i servizi erogati. Tra gli interventi previsti saranno finanziati con 160.000 euro i lavori per eliminare le infiltrazioni nella residenza Copernico, dove sarà realizzata una terza cucina e sostituiti i ventilconvettori. Con i fondi saranno banditi 3 progetti per complessivi 261 posti letto e una convenzione per altri 40 dal prossimo anno accademico. E mentre la Protezione Civile regionale ha proclamato l'allerta gialla per il maltempo fino alla mezzanotte di venerdì, questa mattina a Mussolente un fulmine ha causato l'incendio di un edificio. Momenti di paura alle prime ore di mercoledì a Mussolente, nella proprietà della famiglia di Paolo Egher in via Vittoria. Un fulmine si è abbattuto sul tetto di un edificio rurale. Sono partite le fiamme nonostante la pioggia battente. Tutto è andato distrutto. Il primo a tentare di spegnere il rogo è stato proprio il padrone di casa, in attesa dell'arrivo dei pompieri, che si è subito attivato per portare fuori quello che c'era di pericoloso. Guardando fuori ho visto un principio di incendio dentro in questo deposito, sono corso giù, ho preso l'estintore, ho provato a spegnerlo, ma poi l'estintore dura 30 secondi. Visto che non riuscivo a dominarlo, abbiamo chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati nei tempi, però quando sono arrivati ormai era tutto in fiamme, non c'era più niente da salvare. Insomma. Lei è riuscito a tirar fuori qualche attrezzo, ma soprattutto lei è riuscito a tirar fuori una bombola, delle taniche di benzina? Infatti sì, ho tolto la bombola, c'era una bombola di scorta del gas, c'erano le taniche di benzina per il trattorino, per il rasaerba, eccetera, e subito anche i vigili del fuoco mi hanno richiamato da Vicenza per sapere se, perché per loro quando parlano di ricovero attrezzi è sempre un pericolo. Ho detto guardate, state tranquilli perché quello che c'era di pericoloso l'ho già tirato fuori. Hanno lavorato anche loro per diverso tempo? Sì, perché il tetto, la struttura è tutta di legno ed in un attimo si è incendiato tutto, insomma, dal pavimento al soffitto. Insomma. Danni ingenti? Parecchi, insomma, anche perché la struttura del tetto è tutta da rifare. Adesso più che altro stare attenti perché è pericolante. Sì, infatti i pompieri hanno delimitato l'area perché non si può, fin tanto che non viene messo in sicurezza tutto quanto, cioè tolto le travi, quelle che sono pericolanti, le tegole, eccetera, tutto il resto. Insomma. Ora un rapido break, torniamo tra poco con altre notizie. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, allora parliamo di saldi, partono domani a Padova e caccia all'acquisto scontato. Stanno per iniziare i saldi estivi, tanti i padovani che faranno spese approfittando degli sconti di fine stagione. Circa il 60% secondo i dati di Confesercenti acquisterà direttamente nei negozi, ma c'è ancora un 30% che preferisce comprare online. Ovviamente tra le scelte privilegiato l'abbigliamento, a seguire le calzature e poi gli accessori, ma tanti anche sceglieranno l'arredamento, ma ovviamente i vestiti sono i più scelti. Ecco cosa acquisteranno i padovani. Io vado più sull'online, cioè se ho bisogno di qualcosa di specifico vado su quella cosa lì in particolare. Che tipo di acquisti hai in mente di fare? Scarpette da ginnastica, abbiamo già viste, e un po' di abbigliamento, pantaloni, maglie. Cose utili, sicuramente approfittiamo. No, sono già a posto. Sì, no, non mi serve niente. Dipende, se c'è qualcosa magari che mi attira o che vedo qualche occasione, magari anche per i bambini, sì, ma mirato no. Forse sì, dai, qualcosina sì. Si è dato un budget? No, non abbiamo programmato niente. Vestiti e trucchi. Trucchi e vestiti. Trucchi, qualche vestitino, magari qualcosa più elegante per qualche uscita la sera e basta, penso. Un budget, appunto?
100-200 euro. I saldi dunque si confermano un'occasione di spesa imperdibile per cercare l'affare. Sempre secondo i dati diffusi da Confesercenti Padova, la spesa media tra le famiglie padovane nelle svendite di fine stagione sarà di circa 160 euro. Confesercenti che ha espresso anche soddisfazione per la scelta della data di quest'anno di inizio delle svendite. Finalmente c'è un'unità di partenza che è importante anche da un punto di vista comunicativo, oltre che di concorrenza, diciamo, a livello di confini regionali. I saldi dovrebbero essere le vendite di fine stagione, tradizionali vendite di fine stagione, e quello che i nostri commercianti chiedono di ripristinare nella data corretta, giusta, i saldi. Rimaniamo in provincia di Padova per andare a conoscere un cane eroe. Una passeggiata nel parco etnografico di Rubano in provincia di Padova si è trasformata nel salvataggio di una donna che stava per affogare nel laghetto. Protagonista Dylan, un pastore australiano di 5 anni. Io e Dylan ci siamo messi ad attendere. Facciamolo vedere. Sì, ci siamo messi qua e ho cercato di avvicinarmi il più possibile, magari con un tronco, per riuscire a prenderla, magari perché si aggrappasse, perché la vedevo sempre annaspare un po' e non ci sono riuscito. A un certo punto, visto che la testa andava sotto, aveva delle bolle e non ho esitato, ho cercato di togliermi la roba il più possibile, lui Dylan mi ha anticipato, ha fatto un salto e non so se l'abbia fatto per gioco, l'abbia fatto per non lo so, io e lui giochiamo spesso in acqua, si è buttato, la ragazza si è aggrappata, vuoi per fortuna sempre, come abbiamo detto prima, vuoi per sua volontà al suo guinzaglio, e da questo tronco sono riuscito a tirare via sia lui che lei. L'ho seduta nel tronco, questo grande, e nel frattempo sono arrivati i soccorsi immediati, devo dire, perché sono arrivati subito. La sensibilità di Dylan è stata sicuramente uno stimolo per gettarsi in acqua e avvicinare la persona in pericolo. Sempre di più, i cani riempiono la vita delle persone e fanno parte attiva delle famiglie. Per questo Paolo, che con Dylan ha un legame molto forte, invita a non abbandonare gli animali durante il periodo estivo. Loro sono animali, ormai vivono con noi e devono essere amati per quello che sono, perché loro a noi non esitano a salvarci, vedi in questa situazione, e non esitano a darci il loro amore, si farebbero qualsiasi cosa per noi. Noi dobbiamo imparare a rispettarli di più. Io, ripeto, voglio bene agli animali, voglio bene a qualsiasi tipo di animale, non li maltratterò mai. Lui ha un amico a casa che si chiama Johnny e lo difende perché ha avuto anche lui una situazione particolare, quindi amiamo gli animali, vogliamogli bene. E ora l'eccezionale maratona di trapianti che ha coinvolto anche l'azienda ospedaliera di Padova. Un gioco delle coppie che ha permesso di salvare 3 vite grazie ad un'incredibile serie di incroci tra Italia e Spagna. Protagonisti 3 coppie formate da un donatore e un ricevente, tra di loro incompatibili dal punto di vista immunologico. Una maratona di 18 ore per eseguire prelievi e trapianti di rene. Una catena internazionale che ha unito gli ospedali di Padova, Barcellona e Bilbao, la prima al mondo nel suo genere. Tutte queste coppie hanno la possibilità di essere iscritti nel programma nazionale e sovranazionale per vedere se possono trovare un buon match. Per trovare il buon match si usa questo algoritmo che è stato inizialmente proposto dal premio Nobel Roth, un premio Nobel dell'economia, che cerca di vedere tra tutte le soluzioni possibili di incroci, di coppie che si scambiano il rene, il donatore, i riceventi che ci sono, qual è la soluzione migliore da un punto di vista immunologico. Tutto è iniziato a Padova alle 8:30 del mattino del 20 giugno. Patrizia ha donato un rene e così facendo ha salvato il marito Fabio, in dialisi dal 2005 e reduce da 2 precedenti trapianti. Il rene di Patrizia è arrivato a Barcellona per aiutare un ricevente, in coppia con un donatore che ha dato il suo rene ad un ricevente di Bilbao, a sua volta in coppia con un donatore che ha donato il suo rene a Fabio, marito di Patrizia, chiudendo così il cerchio. L'operazione è terminata alle 2 di notte. Fin qui dunque questa straordinaria maratona, noi ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo e poi l'edizione di Venezia. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al Meteo.
Tempo instabile a causa di perturbazioni atlantiche che, sfilando al di là delle Alpi, favoriranno l'infiltrazione di aria più fresca sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 6 luglio ci mostra un contesto molto variabile, con al mattino precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti. Col passare delle ore fenomeni via via più intermittenti. Nel pomeriggio sarà ancora possibile una residua variabilità sui rilievi, più asciutto e soleggiato altrove. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 24 e 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso iniziale maggiore nuvolosità con rovesci temporaleschi sparsi. Entro sera miglioramento con piogge in esaurimento. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite alternate ad annuvolamenti con piogge più diffuse e intense, specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.